È con affetto per tutta la gente trevigiana e veneta che rinnovo il mio impegno affinché riusciamo a poter dare ai nostri figli la possibilità di scegliere il proprio futuro e ai nostri padri la serenità di continuare a vivere nella terra che con il sudore della loro fronte hanno plasmato per farci vivere meglio. Ora tocca a noi. Grazie davvero a tutti. È il governatore Luca Zaia il primo ad alzarsi in piedi per l'applauso scrosciante che saluta il confermato per acclamazione segretario provinciale Dimitri Coin al congresso celebrato ieri. Ma soprattutto la soddisfazione è stata quella di fare una bella chiacchierata con tutti i militanti, chiarire tutti i passaggi che sembravano opachi e che invece erano cristallini. E Lega che cresce, Lega che ha dei programmi, e uno tra i tanti programmi, ma è la madre di tutte le battaglie, ovviamente sostenere il referendum del 22 ottobre. Applauditissimo Marcon che ha ricordato le vittorie sotto la segreteria di Coin. Il sindaco Nico Presti ha lanciato strali contro i traditori. C'è il fantasma politico di Tosi infatti che aleggia in questa stanza, ma c'è aria di rivalsa ormai completa nel congresso anticipato. E tra i nomi che circolano per la guida di Treviso ancora c'è quello del manager della sanità Francesco Benazzi e da re è certo che sarebbe un buon candidato. Se ci dessero tutte le 22 competenze, noi di fatto diventiamo come Trento e Bolzano. Questa è la madre di tutte le battaglie per la Lega.